Presidente, non andiamo bene, Presidente. Stanotte diciamo che non è che abbiamo passato una bella nottata noi napoletani, con sto Genoa abbiamo pareggiato. Niente, sta musichetta la vogliamo risentire, Presidente, non ve lo dimenticate. Faccia ascoltare. E come abbiamo detto già dobbiamo entrare per la porta principale nella Champions League. Quindi non è il momento più di scherzare, Presidente. Presidente, qua si fanno le cose serie e il zio Gennaro non ce la fa più. Però ovviamente, Presidente, allora facciamo una cosa, facciamo un messaggio. Secondo me, caro Aurelio, in modo del tu, caro Aurelio, la responsabilità di questi pareggi, di queste partite un po' così e così che sta facendo il Napoli in campionato, molto dipendono da te. Ma non voglio criticare assolutamente la politica societaria che sta facendo benissimo, sta comprando quello che deve comprare, sono sicuro che l'anno prossimo acquisterà ancora. Non mi lamento della squadra, anzi la squadra è molto forte, ma proprio perché è molto forte, ieri sera doveva vincere, come doveva vincere con l'Atalanta, come doveva vincere col Bologna, con il Chievo, con lo Sassuolo, eccetera eccetera. Non è possibile, anche con lo Swansea. Il problema, sai qual è? Il fatto delle maglie gialle, Presidente, e non sto scherzando, è un fatto psicologico. Non dobbiamo dare alibi ai giocatori del tipo scaramantico. Questi qua ieri sera sono entrati in campo con la maglia gialla pensando che già avevano vinto e infatti hanno giocato benissimo anche i primi minuti del primo tempo. Poi si sono adagiati leziosismi, cose inutili, falli inutili, perché credevano che già avevano vinto, perché ormai pensavano che abbiamo la maglia gialla. E la maglia gialla non fa vincere, Presidente, è inutile. Abbiamo chiesto il permesso di far giocare anche in casa con la maglia gialla. Ma che stiamo dicendo? Questa è scaramanzia pura. Il napoletano vero, tifoso, è scaramantico? Io no. E non dobbiamo essere scaramantici, Presidente, perché la scaramanzia porta solo del male. Io leverei anche le figure che stanno nello spogliatoio quando si esce e si entra nello stadio dei santi, perché lasciamoli stare i santi. Dobbiamo sudarcela noi la maglia azzurra, gialla, verde, rossa, paonazza. Non ha importanza il colore è importante per i colori societari che sono quelli azzurri. Allora lasciamoli giocare con la maglia azzurra quando devono. Quando poi vabbè c'è l'altra maglia uguale o simile, allora si piglia la seconda o la terza maglia. Ma non lasciamo le cose alla scaramanzia, Presidente, è pericoloso. Diamo degli alibi inutili e pericolosi a questi giocatori. E allora, avete visto? È solo Calaiò, sì, quando stava a Napoli non segnava manco i rigori, ma non è colpa di Calaiò, non è colpa di Calaiò che ha segnato e quindi ha pareggiato, anzi facciamo un plauso a Calaiò, perché in quel momento Calaiò credeva nei suoi mezzi. Magari Calaiò non è da Napoli come qualcuno dice, però il Napoli ieri ha pareggiato col Genoa, il Genoa allora non crede nei suoi mezzi, non crede, deve crederci, come fa la Juve, come fa la Roma, loro ci credono e fanno bene a crederci. E Conte, se si arrabbia, Conte che ovviamente è antipaticissimo ed è odioso a noi napoletani, però per un pareggio del cavolo si è arrabbiato, ma tantissimo. E giustamente ha fatto salire la tensione, cosa che noi non facciamo, perché la tensione deve essere alta sempre, perché altrimenti non ne usciamo fuori. Non riusciremo mai a vincere un campionato se parliamo di scaramanzie, di corne, di cornetti, di cornicelli e di maglie gialle, Presidente. E allora rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di non essere così fallosi. Anche la fallosità di ieri era figlia della distrazione, della disattenzione. Dobbiamo essere concentrati e attesi al 100% in ogni momento della partita, perché se no le partite le perdiamo. Vieni Diego, vieni. E quindi, Presidente, io mi auguro e sono convinto, e non faccio appunto scaramanzia, che la Coppa Italia la vinciamo, e sono convinto anche che in Coppa, diciamo, europea andiamo avanti, ma benissimo. E sono anche convinto di una cosa, che se uno vuole una cosa la ottiene anche in campionato, Presidente. Dobbiamo essere tesi, concentrati. Diego, saluta. Io da parte mia ci metto il mio, voglio fare due cose. Una, stamattina mi sono pesato e sono molto più del mio peso forma, devo perdere almeno 30 kg, da questo momento in poi li perderò. Come lo farò io? Il Napoli deve recuperare sia in campionato, deve fare un finale di stagione esagerato. Seconda cosa, faccio un appello a tutti i tifosi che se condividono veramente questo pensiero e se credono che il Napoli deve concentrarsi in campo e non pensare alle scaramanzie, e allora devono condividere questo filmato il più possibile affinché arrivi fino a te, Aurelio.
lo devi ascoltare anche tu questo messaggio, perché sei tu che puoi indirizzare la squadra in un certo modo, non certo la maglia gialla o il corno rosso o il gatto nero nel senso negativo. Noi di queste cose ne abbiamo fin troppe piene le scatole, se no fanno bene quella della Jalappas a ironizzare sui nostri stereotipi. E allora per sé il napoletano vero, quello che tifa Napoli, vuole vincere, ma non con la scaramanzia, con l'impegno, con la forza, col sudore della maglia, con la concentrazione e con il tenere sempre la tensione alta, perché la squadra c'è e non merita di arrivare quarta o quinta, ma merita di arrivare seconda e anche prima, al di là di tutte le scaramanzie. Forza